Beh, come direbbe Matteo Galauti, gioca partita incontro e io aggiungo qualificazione al turno successivo con una squadra nel finale con 7, 8, 11esimi fuori quota. Sì, se tieni conto che sui 20 saremmo stati in 13 o 14 giovani, per cui è importante questo, ma sono ragazzi che non hanno giocato solo oggi, se la sono costruita questa qualificazione lavorando, facendo gruppo, e sono contento più per la semifinale, sono contento per come sta crescendo questa squadra, con la voglia e la determinazione di portare a casa i risultati con qualunque situazione in mezzo, con la correttezza che hanno, con la voglia di correre e di aiutarsi. Una bella squadra, giovane, che ha saputo soffrire, una vittoria, come abbiamo detto prima dell'intervista, voluta e sofferta, gli ha insegnato a soffrire a questi ragazzi. Sì, ma ora è una squadra che si assomiglia molto all'allenatore. Cosa c'è da migliorare, se c'è qualcosa da migliorare? A migliorare ci sono sempre tante cose, dipende che obiettivi si hanno. Se gli obiettivi sono di continuare su questo percorso con questi giovani, non c'è che ci sia tanto da migliorare. Siamo arrivati nelle prime 4, eravamo secondi nel gironcino, eravamo nelle prime 4 nel girone con più squadre. Tutti avevano detto che il nostro girone era un girone molto più semplice, ora ci siamo in 2 squadre e mezzo perché non so cosa ha fatto il finale. È supplementare. È supplementare, vedremo cosa succede. Sta di fatto che comunque noi avevamo, diciamo, il calendario e il cartellone più difficile, prima Fezzanese, ora Ligorna, che per noi è come giocare con Manchester City. Adesso Ligorna, un'altra gioia. Tanto martedì, no, gioia tanto giocare contro il mio amico Monteforte, contro una grande squadra che è stata costruita per vincere, che è riuscita a allenarsi sempre con grande continuità, per cui ma noi andiamo a affrontarla con la serenità di oggi. Avremmo accettato qualunque situazione, qualunque risultato. Quello che chiedevo era di fare la prestazione, e il primo tempo, a mio parere, abbiamo fatto una grandissima prestazione. Adesso i tuoi ragazzi chiederai di non sedersi sugli allori, però... I ragazzi non si siedono sugli allori, non si siede nessuno sugli allori, ma dobbiamo essere coscienti contro chi andiamo a giocare e uscirne fuori con orgoglio e cercando di fare una buona figura. Tanti infortunati, riuscirai a recuperare qualcosa? Non credo, non penso di recuperare, ne perderò parecchi rispetto a oggi, ma chi c'è va in campo, ce la giochiamo. Grazie.